Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. In apertura la politica. Fratelli d'Italia annuncia l'acquisto di un nuovo consigliere comunale a Udine, ma giura fedeltà alla giunta Fontanini. Non chiederemo poltrone, afferma il coordinatore Walter Rizzetto, condivisione di idee e nessun litigio con autonomia responsabile, dice il neoconsigliere di Fratelli d'Italia Marco Valentini. Marco Valentini, come mai questo passaggio? Questo passaggio, ribadisco, è un'opportunità, un'occasione, un percorso che comunque era iniziato, come ha detto l'onorevole Rizzetto, durante le europee, ma come ho anche precisato, ho sempre avuto una stima, diciamo, per Fratelli d'Italia già dall'inizio. È stata un'opportunità, sono stato chiamato da Rizzetto e ho accettato convintamente questo passaggio per andare, diciamo, anche a completare lavori importanti che ho avviato all'interno di questa amministrazione. Ciò non toglie che sono dispiaciuto, diciamo, di lasciare Aereo, un gruppo che mi ha dato tanto. Nella sostanza ribadisco di non aver diciamo, litigato con nessuno, non ho sbattuto nessuna porta, è stata un'opportunità che ho colto convintamente e mi metto a disposizione quindi adesso di Fratelli d'Italia per crescere e andare a concludere lavori importanti, come detto. Rizzetto, il gruppo di Fratelli d'Italia si rafforza? Beh, si rafforza, certo, lo rinnovo, come prima ho cercato di spiegare, il percorso del consigliere Valentini, un percorso che era iniziato fondamentalmente quando 2 anni fa l'attuale assessore Giulia Manzan si candidò tra le liste di Fratelli d'Italia alle europee, lo ricorderete. E quindi non c'è nessun sconvolgimento, è semplicemente la chiusura di un percorso, altri hanno fatto altre scelte, ci mancherebbe altro legittimo. Fratelli d'Italia non chiederà posizionamenti, non chiederà assessorati, non chiederà posti, sosterrà la giunta Fontanini sino al termine, voglio dire, del suo mandato e ricomincerà a settembre a lavorare con l'assessore Giulia Manzan, ad esempio per quanto riguarda il piano regolatore della città di Udine. Quindi per quanto ci riguarda non cambia nulla, anzi siamo molto più convinti di prima. Quarantenni non vaccinati contro il Covid intubati in terapia intensiva all'ospedale di Udine, resta un solo posto Covid libero nel reparto di malattie infettive. La situazione in rapido peggioramento fa aumentare la pressione appunto nelle terapie intensive e negli altri reparti, con la prospettiva che servano nuovi posti letto e che si tornino a rallentare le attività per tutte le patologie non legate al Covid. Il quadro lo ha tracciato a Telefriuli il direttore della clinica di malattie infettive Carlo Tascini. L'ospedale di Udine si sta riempiendo di ricoverati di Covid non vaccinati. La pressione aumenta sia nelle aree mediche che in terapia intensiva e c'è la prospettiva che servano nuovi posti letto. A esprimere preoccupazioni è il direttore della clinica di malattie infettive Carlo Tascini. La situazione incomincia a diventare relativamente difficile perché noi avevamo allocato 19 posti letto al reparto di malattie infettive per i pazienti Covid e questa notte siamo arrivati a 18 ricoveri. I ricoveri sono di pazienti principalmente non immunizzati, non vaccinati, che possono avere anche essere abbastanza giovani. Abbiamo anche polmoniti gravi in pazienti con meno di 40 anni, in terapia intensiva intubati e molti di questi che hanno le forme più gravi sono non vaccinati, fino al 90%. Ci sono anche delle forme di polmonite in pazienti vaccinati, ma sono ultra anziani o pazienti immunodepressi come i malati ematologici che non riescono purtroppo per la loro patologia a sviluppare una risposta immunitaria. Però il messaggio è che l'ospedale si sta riempendo nuovamente di pazienti non vaccinati. Incomincia una pressione sia sui reparti di degenza normali come quelle delle malattie infettive che cominciano ad essere pieni, quindi c'è necessità di aprire nuovi reparti e sulle terapie intensive. È ovvio che i letti di terapia intensiva, come quelli anche non intensivi, non sono infiniti. Vedo che la maggior parte di coloro che non sono vaccinati sono confusi più che convintamente contro il vaccino. Il vaccino ci protegge dalla malattia grave, gli effetti benefici sono maggiori degli eventi avversi. Perché ricordiamoci che anche il virus dà trombosi, dà embolia polmonare, dà infarto, dà ictus. Paradossalmente col vaccino riduciamo i rischi perché con l'infezione se ne hanno molti di più. Noi troviamo dei pazienti che poi sono pentiti di non aver fatto il vaccino, specialmente quelli che sono passati alla terapia intensiva. I vaccinati in genere hanno anche altre patologie e poi sono positivi. Con polmoniti gravi effettivamente abbiamo avuto
malati molto molto fragili e immunodepressi. Io vi ricordo che il vaccino per la polio, che ha debellato la polio come malattia, non blocca l'infezione, cioè blocca solo le manifestazioni neurologiche della polio. Noi tutti abbiamo ancora nell'intestino il virus della polio e siamo protetti perché siamo vaccinati. La situazione, diciamo, degli ospedali sta peggiorando. Ora, vaccinatevi e anche un minimo di distanziamento sociale, se aumentassero i casi, ci vuole. Non si placano per alcuni le polemiche contro il Green Pass, al punto che anche i primi cittadini devono intervenire, come a Valvasone, dove dopo che il gruppo Artisti Furlan e le altre associazioni impegnate per realizzare Medioevo a Valvasone vengono attaccate sui social sotto le foto in cui preparano gli allestimenti. Pronta la risposta del sindaco Marcus Mairmar: ragazzi, non vi meritate tutto questo e con voi non lo meritano i tanti volontari impegnati a Valvasone, come in ogni altra parte d'Italia. State lavorando senza interesse e rappresentate l'orgoglio della vostra comunità. Non siete buffoni, anzi meritate tutto il rispetto che si deve a chi fa qualcosa per gli altri senza chiedere nulla in cambio. Voi non fallirete mai perché avete già vinto e la vostra vittoria sarà un successo ancora più grande quando vedete il vostro paese invaso pacificamente da migliaia di persone che come voi amano guardare al domani con fiducia nel ritrovarsi insieme a vivere delle ore liete. Sosteniamo il lavoro di questi ragazzi, conclude il sindaco Maurmair. Così facendo aiuteremo i nostri ragazzi a coronare il loro impegno. Dal 3 al 5 settembre vi aspettiamo per vivere insieme un magico Medioevo a Valvasone. La Polizia di Frontiera Marittima di Trieste ha rintracciato 35 persone, di cui 13 minorenni, di nazionalità pakistana, afghana e bengalese, e ha arrestato un camionista serbo per il reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina sul cui semirimorchio immigrati avevano viaggiato. Le 35 persone sono risultate tutte sprovviste dei documenti idonei all'ingresso e alla permanenza in Italia. Nel semirimorchio sono stati anche individuati apposti spazi opportunamente predisposti per il trasporto di persone. Il camionista, partito dalla Serbia e diretto in Italia, è stato chiuso nel carcere del Coroneo e il mezzo è stato posto sotto sequestro. Miracolosamente salva una famiglia tedesca con bambini che questa mattina presto è finita fuori strada autonomamente con la vettura sulla quale viaggiava in transito in Friuli per le vacanze. L'incidente stradale si è verificato lungo la statale 52 bis Carnica a Tolmezzo. L'auto è finita in un fossato, capottandosi più volte, perdendo il carico che aveva sul portapacchi, compresa una bicicletta. Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti i soccorritori, il personale di un'ambulanza, probabilmente da Tolmezzo, era pronto a intervenire, ma fortunatamente per i componenti della famiglia non è stato necessario l'accesso in ospedale. 4 persone sono rimaste coinvolte questa mattina in un incidente stradale frontale avvenuto all'altezza del bivio H lungo la statale 14 nel comune di Trieste. L'allarme poco prima delle 7. Dopo l'impatto, conducenti e passeggeri sono riusciti a uscire autonomamente dalle loro vetture. A causa però dello scontro in direzione Slovenia è stato necessario bloccare temporaneamente il traffico. Si è alzato il sipario della 30ª edizione di Mittelfest a Cividale, che fino appunto domenica 5 trasformerà la cittadina in un unico grande palcoscenico. 31 i progetti artistici selezionati provenienti da 13 paesi. La 30ª edizione di Mittelfest trasformerà Cividale del Friuli in un unico grande palcoscenico. 31 progetti artistici selezionati dal direttore artistico Giacomo Pedini, provenienti da 13 paesi, tra cui 18 prime assolute nazionali, che uniscono grandi nomi e nuove promesse, nuovi linguaggi e tecnologie, grande letteratura e gesto scenico. Venerdì alle 16:30 si è inaugurata l'esposizione fotografica al Museo Nazionale Mnemosyne. Esprime la memoria di un mondo, quello del coreografo e artista visivo Joseph Nadi. 30 anni dopo la creazione della sua prima performance ha prodotto un'opera totale, sia progetto fotografico che performance teatrale. Lungo tutto il suo percorso, da quando era studente alla Scuola di Belle Arti di Budapest, l'artista ha scattato fotografie, recuperando una parte del suo percorso sviluppato accanto al suo lavoro di danza. Joseph Nadi scava nella sua memoria per allargare ancora una volta il suo orizzonte creativo. La FFG Orchestra ha aperto il programma musicale di Mittelfest con il concerto Devil's Bridge, il ponte del diavolo, musica, memoria e tradizione dei fiumi europei, dedicato ai fiumi e all'eredità da loro trasmessa, componente essenziale della cultura mitteleuropea, un bene che ci arriva dal passato tramite la memoria e si tramanda attraverso le tradizioni, circolando su corsi d'acqua che si intrecciano al pari delle lingue, delle vite delle persone, dei percorsi delle strade e degli scambi tra le città.
A chiudere la giornata il primo appuntamento con la prosa di Letra, la lettera, un lavoro teatrale su quanto il suono delle parole che descrivono un'esistenza misera. Letra è uno spettacolo sulla miseria condivisa che genera amore, la storia di un pezzo di mondo in un paese di montagna che è come la casa di cui sentiamo la mancanza, la vita che non sappiamo rileggere. Si sciolse ancora i singhiozzi. Gran finale di More Than Jazz, la rassegna organizzata per l'estate friulana da Simulart, che ha visto un tutto esaurito dietro l'altro, centinaia di spettatori che non hanno voluto mancare gli appuntamenti del jazz udinese del giovedì. Con il concerto del Tingval Trio, prestigiosa formazione jazz tedesca accreditata da 3 Eco Jazz Awards, il tendone di Piazza Venerio, anziché l'abituale sede di Piazza Libertà, ha ospitato l'appuntamento conclusivo di More Than Jazz, rassegna dei giovedì estivi organizzata da Simularte con supporto di un pool di sostenitori, fra i quali Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine e Fondazione Friuli. È la terza edizione intitolata Rediscovering Europe che il presidente di Simularte, Federico Mansutti, ha definito come ritrovata mobilità, perché ha consentito di ospitare artisti e pubblico europei, riaccendendo così la curiosità nella riscoperta dei territori e del patrimonio artistico e culturale della regione. Commenti sostanzialmente condivisi dall'assessore alla cultura del comune di Udine Fabrizio Cigolot, per il quale la collaborazione con Simularte ha consentito di portare in città non solo artisti di spessore e qualità internazionale, ma anche di proporre una rassegna fresca e coinvolgente, capace di dare spazio a talenti nati e cresciuti in Friuli, già famosi ed apprezzati a livello nazionale e non solo, con centinaia di spettatori da tutto esaurito. Tornando all'appuntamento di chiusura, il Tingval Trio, formato da Martin Tingval al pianoforte, Omar Rodriguez Calvo al basso e Jürgen Spiegel alla batteria, ha presentato Dance, ultimo lavoro discografico che riesce a catturare gli ascoltatori, e quelli di Udine non hanno fatto eccezione, con una coinvolgente moltitudine di sfaccettature musicali in giro per il mondo, riflesse da un'ampia varietà di espressività e stili di danza. Siamo allo sport, l'Udinese, un bel inizio, adesso nonostante le partite difficili che ci aspettano in questo inizio di campionato siamo partiti bene, la sosta ci permette di lavorare con serenità, a dirlo mister Gotti al termine della gara vinta contro il Venezia 3-0. Sono molto contento del risultato, sono molto contento dello spirito, della mentalità e quindi mi prendo e mi godo tutto quello che ci ha portato di buono questa partita. Considerando che sulla carta questo inizio di campionato particolarmente complicato per l'Udinese, che ha riservato alla prima partita la Juventus, poi Venezia e Spezia e poi un trittico Napoli-Roma-Fiorentina, insomma questo ci permette di sicuro di lavorare con il sorriso, cioè, con il sorriso, nel senso con una serenità diversa. Finalmente finirà questo mercato e potremo dal 1° settembre guardarci con il gruppo che insieme andrà per il resto del campionato. Detto questo, ci sono 36 partite di campionato da fare, un campionato estremamente competitivo e dobbiamo essere all'altezza della situazione per un lungo periodo, anche per ovviare ad eventuali problematiche come quelle che ci sono successe lo scorso anno. L'inserimento di De Lofeu perché vedeva un Udinese abbassarsi troppo? Per le caratteristiche del giocatore andava bene questo cambio, ma anche per non essermi potuto permettere di fargli fare 90 minuti, che ancora non ha ancora grande continuità, e ho reputato che potesse avere la mezz'ora, i 40 minuti di partita e glieli avrei fatti fare, presumo, in qualsiasi situazione. Il campionato ora si ferma per una settimana per la nazionale, a tenere banco è il calciomercato. L'Udinese comunica di aver ceduto in prestito con diritto di riscatto Cristo Gonzalez al Real Valladolid, ufficializzato invece l'acquisto di Perez, il difensore argentino arriva in prestito dall'Atletico Madrid fino al 30 giugno 2022 con opzione per l'estensione di un'ulteriore stagione. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale che tornerà in diretta alle 19, ma vi ricordo alle 17 la diretta di Telefriuli Estate da Manzano per l'iniziativa Olio e dintorni. Grazie per l'attenzione e buona giornata.